Il termine comparatico di origine siciliana indica il rapporto che intercorre tra due compari o due comari e in questo caso è detto comaratico. Diventare compari in Sicilia vuol dire impiantare un rapporto di parentela spirituale che diventa più stimata della parentela di sangue. I compari si debbono voler bene come fratelli e il più grande deve avere una sorta di venerazione per il più piccolo. La comare non va toccata, merita il massimo rispetto, è un'amica con la quale si può conversare, scherzare, ma senza troppa familiarità, nei limiti dell'onestà. Fra i compari non viene dato del tu, ecco perché tra fratelli e sorelle a volte si dà il voi, seguito dal cummari o compari. È un rapporto sacro e questo concetto lo si apprendeva sin da ragazzini. Scriveva il P3 che ad Assoro, in provincia di Enna, i fanciulli di ambo i sessi si strappavano un pelo delle palpebre o un capello e, bagnato dalla propria saliva, l'un l'altro se lo scambiavano sopra un coccio, lo rompevano in due e lo conservavano con vera religione. La formula pronunciata per il comparatico era questa: Cumpari semo, cumpari arristamo, veni la morte e ni spartemo, e la fedeltà dura tutta la vita. Il comparatico si può stringere in tre modi: facendo da testimoni alle nozze, diventando cumpari o cummari d'aneggio, tenendo a battesimo un figlio dell'amico o dell'amica, diventando compari di coppola, ossia di berrettino del neonato o di San Giovanni, per il patronato del santo sui battezzati, stringendo comparatico o comaratico nella notte del 24 giugno. Le forme per stringere il comparatico sono varie. Sulle Madonie è uso scambiarsi un garofano rosso e mangiare insieme dopo aver recitato alcune formule. Nel messinese la cerimonia avviene attraverso lo scambio di un confetto. In altri posti è d'uso bere un sorso d'acqua salata o intrecciare i capelli dei compari. In altre zone dell'isola ci sono le cosiddette comari di basilico. Questo comparatico lo si stringe inviando precisamente un vaso di basilico alla persona con la quale si vuole annodare uno speciale vincolo, che poi è sempre rispettato nella vita quotidiana. Il più forte fra i vari comparatici è quello di San Giovanni, in cui si affida la propria amicizia al santo. Al fine di diventare compari o comari, presupposto essenziale è uno stretto legame d'amicizia e una profonda fiducia. Giurare su San Giovanni Battista, protettore del comparatico, è come giurare su Dio. Lo scandalo più grave sono le offese, le ingiurie e San Giovanni non perdona i litigi. Fra la gente della cosiddetta onorata società, il San Giovanni può avere una doppia componente. Può essere un bene in quanto risolve diverbi fra persone che altrimenti potrebbero sviluppare una spirale di vendetta. Il diventare compari significa diventare amici e fidarsi l'uno dell'altro. Non c'è offesa più grande per un siciliano che vedersi rifiutata una proposta di San Giovanni. In occasione della festa di San Giovanni, il 24 giugno, è usanza in alcuni luoghi consegnare un regalo al compare o alla comare. Ma il comparatico può assumere un aspetto negativo anche nei confronti della società se viene stipulato con intendimenti malevoli, quali quelli di contrarre la parentela spirituale per far diventare complice di persone che altrimenti potrebbero nuocere all'organizzazione malavitosa. Questo, a larghe vedute, sembra essere il filo conduttore della clip della Filippo Leonardi Band dal titolo Hanno mazzato cumpari Turiddu, che esprime anche quel forte senso di sicilianità che regna nei nostri animi. Hanno mazzato compare Turiddu, l'hanno mazzato mezza via, fu a quando era in casa mia, l'hanno mazzato, tiro là.
torna a noi ogni giorno, la vita passa e noi ne avremo, facciamo finta di campare, mangiare, dormire e travagliare, e siamo buoni per parlare, fare ne fottere e bestemmiare, gente poco, gente niente, quasi tutte delinquenti. Siamo più meglio, siamo più forti, incontrare noi nel giapponese, e poi partiamo più contenente per ne fare scarpiare. Siamo più meglio, siamo più forti, incontrare noi nel giapponese, poi partiamo più contenente per ne fare scarpiare. So continente, non conti mica, canato per racconti più picca, leviti qua, mentre da, leviti da, ritorna a casa. E noi fanno chi che vogliono, un tempo tindio, tempo buono, e se qualcuno si vuole ribellare, uno di noi lo fanno ammazzare. Siamo più meglio, siamo più forti, non c'è noi nel giapponese, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Siamo più meglio, siamo più forti, non c'è noi nel giapponese, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Diciamo sempre a raccangiare, sta vita infame non può durare, ma poi inchiurimi non si porta, e fuori ne sciata la sama morte. A morte è morte, non si discute, se poi era l'aucio che se ne fotte, non ci sentiamo, non ci vedremo e non sappiamo manco parlare. Siamo più meglio, siamo più forti, non c'è noi nel giapponese, abbiamo rabbia menzidente, non sappiamo liberare. Siamo più meglio, siamo più forti, non c'è noi nel giapponese, abbiamo rabbia menzidente, non sappiamo liberare. Hanno ammazzato compare Turiddu, hanno ammazzato mezza via. Fu quando era in casa mia, l'hanno ammazzato, tirò là. In Sicilia il termine compare è molto diffuso, deriva da compadre e viene usato spesso come sinonimo di padrino e amico. Non a caso le classi sociali meno agiate e i giovani lo usano per sottolineare l'importanza e l'autorità sulla propria famiglia e sulle decisioni da intraprendere. La figura del compare si affermò in Sicilia nell'Ottocento, sostituendo il don di chiara origine spagnola. Le figure più conosciute sono compari Turiddu e compari Alfio, della cavalleria rusticana di Mascagni. Così come recita un antico proverbio, i parenti si subiscono, ma gli amici si scelgono. Il compare era quell'amico che spesso si sostituiva ai fratelli e alle sorelle nei sentimenti di chi lo aveva scelto. La moglie del compare, la comare, seguiva le sorti del marito. Con questo tipo di relazione la vita sociale assumeva un percorso comune, in grado di far condividere sentimenti e comunione d'anima. Nell'attività lavorativa si attivava una obbligazione di mutuo soccorso. Anche le corna del compare erano meno pesanti da sopportare rispetto a quelle di un estraneo, tanto che a volte venivano auspicate come segno di indissolubile fedeltà e come prova d'amore. La stima nei confronti del compare a volte nascondeva una tacita ammissione di inferiorità della propria sfera sessuale, tanto da spingere l'uno a offrire in forma molto discreta la propria moglie all'altro, per fargli condividere in modo totale le gioie più intime della vita.
Nella ottocentesca società di tipo patriarcale, nelle classi meno agiate, se non povere, all'interno della vita matrimoniale, se il marito non era all'altezza del suo compito, o impotente o sterile, entrava subito in gioco la figura del compare, che veniva prescelto appositamente dal marito ed accettato dalla moglie come unica soluzione decorosa al problema della coppia, visto che allora non si poteva disporre né del divorzio e men che meno della separazione. Il compare quindi intrecciava con la signora una relazione con la finalità di assicurare alla coppia una discendenza. Il bambino che nasceva era ufficialmente il figlioccio e anche se somigliava al padre non si gridava allo scandalo e si accettava in forma tacita il patto segreto. Il comparatico è un legame diffuso anche in buona parte dell'Italia meridionale. Ad esempio in Campania esistono le figure di compare e cummara, con dinamiche di rapporto sostanzialmente simili. Lo stesso termine poi viene usato impropriamente per intendere un legame di amicizia a vario titolo. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto e tipi tipi ta.